Visitiamo, siamo in diretta da Lupula, dalla biblioteca comunale che presenta il libro degli ori e Contigheddos pro agro, che è un libro del conto che può essere recitato da Antonio Marras, che ci ha in posizione come presidente. Scrittore, no? Allora, ripeto, stiamo presentando il libro di Antonio Angelo Leori, Il Lupula, è la biblioteca comunale. Il libro è intitolato Contigheddos de Argo, lo acquisire come da Michele. Eccolo qua, questo è il suo libro che stiamo presentando. Questo è un libro metà corso, insomma, sono Contigheddos e quindi poi questo Contigheddos non è solo da Antonio Marras, chi è già in posizione poi lo leggere. Ah, ecco, sì, il disegno, non so se tu vuoi vedere il disegno. Stiamo a sederci, grazie. Uno Carravazzo, non che si capiva per giocare a merda ai tesi, e a vergogna da sua mamma che lei ha pesato intro di una bozza di cascasina. E dunque, scanta per il mannetto, ha pensato di cambiare e ha provato a fare il gromeretto di oraria che ora da Eserdomus. Siccome nessuno poteva pensare che uno carra merda poteva carrare una via, l'hanno piantato in stare che sono cucchetti. L'imbenite che già sprimardiese ha fatto un montone di gromeros. A posto si canto le vendite a Saganna, si è nato ingollito una rucchita di Santa Rita e due semene del suo rosario. Fi contento che Pasca, che si crediata che desretti seppur uno santo. A secos, tutto costoro, si resti scassato vinas anche per te salino e sa vita. Difatti sì, sull'etame ne campata tutto. E isoraria vale pezzi pro santana gloria de Son Marcos. Apo iscanzato sul riso quando mi hanno nato dai tenaschiti Contigheddos pro arco e non fitto un riso del beffaso mio. Mi ne sono accontentato invece che siccome debba aiutare sa cara mea in un spreco un umannetto che scrive per suo nipote
isso dessa Izza. Io, poco tempo prima e tanto, io me ne è stato già matessi cosa. E mi pare che adesso poiché un manifesto dentro e domo, che quando affranziamo una manta a carragliare una creatura, per lei che scomente un carigno, un gesto semplice, nana, os italianos. Eppure, intro e questo gesto, verso mondo intreo, che Sormannedos non scrivono e contano contos e per historias e via. Sormannedos sterren pontes, vraican argines, pintan lucratas che hanno a largo i su tempus e i su mondo. E Geo mi penso che costumine ha fatto scritto non per scrivere a dare un'ora di stento argo, ma per sicchire a seminare su connoto. E non a suo pizzino, tu appartiene al fizzucaro, appartiene a questa limba, a questa intragna, a questa repula, appartiene a questa terra. Che si siamo crescitos mantenendo esas cosas de cabale intro esa buzzaca, non è per la scurare, ma per la costruire. Hanno la fa che ruga la terra. Questa terra che è un'isola, ma non dei serro come te la chieden fare, ma una scusoglio che costui tesoro de cabale. Tanto è che penso Antonangelo Liori a questo sepolo che ha fatto a carignare su un poteggio suo argo che in conto schicolan da esa limba e esas entrañas da eso esseremo sartos chi non è il folklore ma è raichina via esa limba chi non è stornamento domo este. Esatto, l'ischimos non si ereditano via, si abitano, si custoini, s'acconzano quando su vento si impertusina tintro sul muro e in che neghetta fino al de muros. Io mi penso a Argo, penso a tutto il sospizzino del suo mondo, Zeito, scara un manneggio, che ha aperto un libro che deve essere abbaitando vino da un barcone. In foro su di goglio, sa presse, sa televisione, sa luta, sa esos contos escritos che in paraulas a istranzas. E tutta soprapare, non si comprende nulla. Intro de 11 pagine del suo libro aperto in Betzer. Binaschi miraculos che non ribessi pisinzos. Zas paraulas a iscorren che sumele. È pur vero che non donze cosa che luce del durca che mele, non tutto so che luce del nutrimento esas entrañas. Bata mele durques, netos, chi caentana e amparano. E bisogna fins a sommerges malaidosos, brutos, prenno il digoglio de fracassos. Sos che prenno sa conca e litican sos coros. Sul tempo da como est impestato da esarrabio e su digoglio che intripoglia so sono, il fricchina sa paraulas, pone ta corre su mondo. L'imbriacare che su consumo e lo ha che viere da esa untana e sermentico. Però questo este che un libro che è questo non è una via, un libretto piccino, no, ma un gesto di resistenza, gentile e carignoso.
lasciatemi lunare, siamo scusto puro. Sognatori, ostinato, di un mondo mezzo de su che vivimos. Un mondo forse che denarrere utopico. Ma no, ube al guerra, su scontropo, su maluachere, che era stato abortato de buonos principios, non esiste in pruso. E se bonare utopico non è sta narre stonto a ballalloino, che il narrere necessario. Guia chi invia sa gente abbia de su chi importa davvero. Vero è che uno conto non lo cambia se non lo intreo, ma può cambiare questa maniera che sacali una creatura lo mira a questo mondo. E questo mi pare questa maniera di imparare per cambiare ciò che avvero conta. Il fatto è questo, Salimba, molto su resto. Casalimba io che ti insino una morale segreta. Ti impara a consertare esas entrañas, ti impara su rispetto, esa botesa che esprena, non litichesa. Uno può nascire d'ogni cosa vera e de cabale. E tanto spesso esa parola carigno, che è differente da carezza. Un sono tosto, carezza, che arraschiata. Carigno invece te che esas paraulas de questo libro, una parola che solo ti amparas. Questo leggo esos contetos tuos, un carigno dato non solo a suo nipote tuo, ma a una comunità intera, che può tramutare in preta, vrita e muta se non siamo a grado dell'interrogare. Io si con la reschisa spreta al faedana, narana chi è tutto si firmata, ma è data chi è li occa de capo de curre, che non tornamos in pace che siamo tesa e su coro e ascoltamos. Vaedan pro chi abbaita da suo tempo scolato e lo mira non che un museo, ma come una vena corrente de abbas cristallinas. E dunque stasera, prima di legare il suo conto, Dio che rappresentare su gesto. Un umanello che invece di si lamentare di suo tempo schimuta, di nos imbessata, e separa invece di semenare. Che massaio a gabale. Semena contos e pari storias, semena salimba, semena ta appartenenza. Lo ha che provare così se. Ma lo che finza per noi stoto, che non ammenta che siamo. Chi siamo gente de vento, chi mulia, per rocas, chi illeriano immagini, chi solo sa natura, e schifachere. Siamo su cazzones de amparo e de fatica, miracolo de umbras pretales, paraulas a chi non quiere morire. La spintura fatta da Lento invece mi pare una ghiso di una specie di devo spotonare un'araldica affettiva di Sardegna plena de signos de animales de trastes e non sono di questa immagine spare contare esa sapienza del suo tempo de vetiano che ad essere imparare esa scrittura che legano sus contos de picare in esperimento e dell'orgoglire che reichinas profundas e affissas. E dunque che retentiva di suo tempo scolato, che impreana, che alas pro tramutare a suo tempo svennitore. Come tesinos de memorias anticas, datas que istrinas a chi è tutto legate. E tanto entramos que en paso lepios entro estas páginas. E che d'essere entrando no dovo ove me la chedano no pipio. Che entrando no patente ove ischis e intendes chi donzi ozza pesa poche e alimenta sa retentiva.
ascoltamos. Las alme que su libro haca su mestiere sus libros, y se venire su loco dai suo fracasso. A sostennere si spera e tambene uno zero. A non fa che rifides che su mondo potete essere più giusto di su chieste. Più accorso a sul viso schiso lo mannetto custoi da sempre intro de esas entrañas. Mi ha abituato Gai, quella miseria. Grazie Antonio Mara, ha leso veramente in maniera impeccabile come è solito tuo praticamente. Grazie a tutti voi, che vi interventi Renault, che insomma però presentare il suo libro nuovo di Antonangelo Lioli, Contighedo Sprovargo, Abba editore, con illustrazioni di Larinto Vac. Antonangelo Lioli non ha bisogno di presentazioni, comunque ammettiamo due cose. È fan prodigio del socialismo italiano, più giovane direttore del Giornale Sarda, era caso nell'editoria nazionale. È un giornalista sicuramente che in opinione è netta, ma è banale, approfondita, con grande riflessione, che suscita sempre grande interesse. Mi nascomo su Facebook, migliaia e migliaia appunto di follower, e se non via era di politica, era di costume, di sanità, ad esempio in grande profondità, io lo riconosco. Non sempre magari condividiamo su che scrive, però lo scrive in grande profondità, è documentato, che tu sei un grande studioso. Quindi, grande giornalista, Zesevina, suo nome è grande uomo di cultura, anni prima, tra poco si picca dalla quinta laurea, in Agari. Nasce antropologo, quindi è profondo conoscitore della storia, cultura, tradizione sarda. La conosce bene, e questa viene in cui si vede l'orgoglio suo, di essere sardo. Viene il suo libro, secondo me. Studioso, ha descritto 20-30 libri, dipende dalla bibliografia. E quindi appunto gli interessi sono veramente impressionanti. Sì. Non soltanto di cultura sarda, che poi Antonangelo traduce viene dal suo greco, dal suo latino, quindi veramente una visione in amuso a 360 gradi. Noi abbiamo scramato che insomma come mancaiata 6 anni Antonangelo, giusto praticamente nel momento del 2020, prima di questa piccola parete su Covid, che poi si è iniziato purtroppo un periodo bruttissimo, bitti sul libro I Templi del Sonno, che Monsignor Sebastiano Sanguinetti. Mi lamento Galli, è stata veramente una serata veramente toccante. E quindi abbiamo dato Ischievo che ha scritto questo libro, l'abbiamo scramato e Antonangelo, come al solito, ha accettato e noi lo ringraziamo di aver accettato. Grazie a Antonangelo e grazie anche a Lorenzo. Questo nuovo libro, a Tovene, molto elegante, sono Zecchi Contro. Zecchi Contro è scritto in sardo e in italiano. Anche un complimento a Antonio che l'ha tradotto il Luvulesu, e quindi bravissimo, insomma, che si legano abbastanza bene e secondo me non è soltanto per spizzino minore, ma per il mano, che te piacerà a tutti, che non di conto, ma comunque sia una riflessione, una metafora, e quindi è un libro secondo me veramente molto interessante. Come torna a sedere e nella Antonangelo Lioli come tenersi questo libro. Grazie a Meda. Ho portato anche il sardo, sì. Sì, sì. Io in greco no. In Saleva mia in vita 186. In italiano legai solo sul viso di un mastro che fu di siciliano e sul viso di un carabiniere che fu pugliese. Tutto fatto tutto in sardo. E finché ho imparato sull'italiano in scuola, prima di che sul libro devo fare una pictica minima storietta. Tu mi si invita e a Babbo le sta arrivata una multa a manna, mi pare che
30 mizzaire, una cosa a post-epoca, un meda. E babbo un mese, no, 100 mizzaire, 100 mizza franco, una cosa esagerata a post-epoca. E babbo anda da, babbo fa terza, seconda elementare e fa quinta piegata a mano e finché non comprendi questa multa. Andavo dai su sindaco preso l'alfabeta e babbo e questo pure fa multa, no, di scoprire tutte e due. Allora io dai su preire schia de Grecia, ma de multa questo pure, spero tu. Si chiamano hanno dato l'avvocato, un sorgo, non babbo hanno dato l'avvocato. L'avvocato pediu 20 mizza de acconto, non stia tranquillo, no, signore, tutto a posto. Babbo dai sorgo, picata e batte una zindria, contento che pasca, no, tutto a posto. Poi torna dopo lo scantadie, altra 30 mizza e batte un'altra zindria, e ero scontento. E sa dire prima di studienza, torno da Sapoccao, altre 50 no, tanto non lo rimborso perché vinciamo, rimborsa lo Stato. Sì, torno da dato schimbanta a babbo. Si incrassa, hanno ancora su processo. Ma ancora presentato Sapoccao. Niente. Udienza civile non si è presentato. Sicché babbo Sindria, no, anzi ha condannato a babbo e ha pagato 100 spese di giustizia e Sapoccao. Torna a domo senza Sindria e sicché mamma ha compreso che non è stato bene. Vabbè, sta parlando 3 giorni che babbo no, non avvaro, parsimonioso, insomma, suonare conta era franco a franco. Inquieto che fera. Arriva da Dom e andavo a mamma, la campagna andavo, prepara andavo con la grasa, andavo a Castello e mamma, questo Castello è stato morto tutta la sua vita fino a quell'epoca e poi tornavo. Che nos trasferimmo a casa, vai in Castello, mamma no. Sì, no. Figlio mio deve studiare, non posso che abbarne tanto che a me. E sì che ha trasferito tutto, camminato tutto su fa mentalità, insomma, deve andare a Castello. Siamo parlato sempre in Castello, solo che fa l'artizia invece da piccare in cantina, lo piccaiamo su doppio servizio, insomma, però non è scambiato. La vita si parla per meno casi. Siamo sempre a legare in sardi, in domo, e abbiamo studiato, abbiamo 2 fratelli. Passata metà anno, fa babbo, è stata arrivata. Babbo non me l'attivo, e compravo insomma terreno, domo, ed è stato un immumanna e provo ad andare su Comune Castello e niente. Fa bene, mi ha mostrato la pratica, ma poi io devo costare con questa cosa per un errore materiale, andavo su Comune, unisco, babbo torna a fare questa domanda, no, guardi, no, che ho speso, che è troppo caro, costume. Questa zofano la bocca che l'inzuriata e non capisce niente, poi l'ho detto ieri, ma costa, ma guarda, che se non capisce niente lei. L'ho pubblicata a bocca e lei, un besci sul direttore, fine ragione, non tornavo, film di Gimbanno fa babbo, quando sono arrivato a domo, ma ti invita a pranzo, arriva a domo, fatti un bettino Sindria a manna e andava poi fatto a calare a Castello e andava a fare studiare lo spizzino, sono 2 di sperdio fanno a multa questa gente, sicché e ho poi studiato grazie a babbo, grazie a questa multa e babbo fino a me l'ha poi mandato a studiare in America, poi ha fatto un laurea in America, Ifa da Milano, che suo marito insegna all'università, sul Politecnico. Però Ifa vive in aereo, che parte del suo ministero, fa da Londra, Parigi e Amsterdam. E 2 giorni su mese, 2 volte su mese in America. Fa una vita canese, parte di... Poi America parte su lunedì a notte. Riunione su martedì e torna su martedì a notte, una cosa, una vita di cane, se mancano che... Allora contento a casa.
la posso rapida, prendere un orto, eccetera, ma no. No. Non devo. Però a poco questo genere un mio è bravissimo, troppo bravo guru. Io questa volta ne potete un mio e l'ho preparato due regali, a parte un regalo americano, io ho preparato un regalo, un scoppette sambuco, un fuciletto di sambuco, mentre primo, e una frunna antica che uso del Davide. Io sono bravo a fare questa frunna. E a gioco direi io guru. Su fuciletto no, sì, questo sì, la fionda no, ma no, perché è un'arma da guerra. Vai, un'arma da guerra. È Gatti, è pacifista, tutto questo, insomma, molto questa cosa qui. Ed invece tu ne puoi dire, io mi impara, di appaborre, provi imparare a essere un bago malo, ecco, a si difendere. Su babbo pacifista, invece non sono mancato a difendere. Finché io imparo un conto, imparo satiro, ma non dire niente, infatti la via mi ha dato una grandissima soddisfazione. In Milano, in asilo, a Mossio a un altro companzetto. La pronta? E tanto fa mastra a motivo, vabbè, sa mamma. Il bambino hanno morsicato un compagnetto, però non mi vuole dire perché. Ma tutto istruzionale da me, manca di figli minorili. E la mamma l'andava su babbo, perché l'hai morsicato? E non ha manco ha risposto, manca per tu, niente. Poi San Mastro va bene, no, però adesso devi chiedere scusa e fare pace. E ha risposto, non chiedo scusa e non faccio pace con quello. E basta. Prende cavo e basta. Torno da domo e venderemo, camminare sempre su poste, dottore, suo nipote ha musicato un bambino, non vuole chiedere scusa. Certo. Poi me la pubblica a parte, bravo, non devi dire niente a nessuno, mai, manco a me, manco a tua mamma, manco a tuo babbo, e devi chiedere scusa solo se sbagli, ma se non sbagli non devi mai chiedere scusa. Non chiedo mai scusa. E sicché, insomma, lo pago, bello. Poi devo, cerco sempre di allegare in sardo, insomma, rispondere in italiano, proprio devi fare la motivo. E te fa niente. Mangiando babbo, ma no, non era babbo, comando lui. E cosa? Sciosciuto bianco, prosciutto che ho fatto io e lardo la comandavo. Poi prosciutto rubio, per onde babbo? Più buono quello bianco, babbo. Perché, insomma, penso meda, speranzia. Che gusto, pizzinetto torna da Sardegna e dove fa pastore. E a barra di Indommo. 2 anni e 10 mesi. Però bella bello, quando vai a Aquile, sotto a Aquile, tu scherzo passato, come va a dire fare, ma lì all'imparare a fare caso, a posto umano, e te fai a mano. Come? E te lo fa fare a mano, pastore no, ma noi. Io sarà domo, da grande no, faccio il pastore a sua mamma. Sono forse a ridere, però spero, chi studia, ma a barra di inquile, ecco. Arriviamo a sul libro, questo è namuso summus, commentato in italiano, meu. Questo genere un meu, mancare pacifista, eccetera, perdonare, però è bravo guru. Mi ha fatto 3 regali. Il primo ha collaborato a Sanaschi da Denego del Meo, e sì che è già una cosa importante. La seconda cosa, dal primo anno del 2023, si vuol dire dare sull'umene di ambo genitore, e sì che l'ha posto sull'umene suo dei santi e liori. E Dio, che non me ne santi, sono contento che Pasca. Come lo corrompo e a mano faccio prendere argo di puntato lioni. Bella. E sul regalo mammuttino, poi su queste me da
Poi, Dio se non me ne fantica, sicché mi deve dare su vostè e su voi, sì, veramente, un po' di distanza. E mi andavo, figlio a me, babbo, andavo, ti può chiamare Roberto? Certo. Ma dottore, no, mi farebbe una cortesia, certo. Il bambino parla inglese a scuola, spagnolo con la tata deve essere babysitter, insomma, credo sia gas, italiano con la mamma è francese con me, no, poverito, però non vorremmo anche insegnargli il sardo. Mi scriverebbe ogni giorno un racconto da leggere il sardo al bambino e Gavi, devo contento che Pasca, donzi die, gli scrive un racconto, un contigheddo. Poi sicuramente uno pipio impara già a prendere, però chi viene disegnato apprende mezzo. E sicché a Popedivo all'Arintu di illustrare questa cosa. Prima gli pedio di illustrare un conto, poi ho fatto su invece, io mi mandai a su disegno ed io fai su conto, un su presso disegno. Questa è una cosa molto importante, che è un passare comune de fazzente nostra. Cioè, in realtà le fazzente dello conoscono. Dell'interno del Sisula, l'ambiente pastorale del Sisula. Tenere fa la stessa idea. Sicché su chi penso io non pensa liscio. Sul disegno chi va liscio sul conto chi voleva scrivere. È diventata una cosa veramente divertente. E poi pedagogicamente, come tenante in italiano, la imparavo a essere un mineddu, cioè essere un vago rustichetto, un vago, come assuma noi, ecco. A si difendere, a non essere troppo buono, femmine, non è chi sopravvive a meda. A essere tosto puro, a non timere a nemmoso e a fare sempre su dovere suo, ma a fare a modo che nemmoso si ponga in mezzo su dovere suo. E questo è come tornavo giustamente Antoni, non è un conto provviso mio, ponevo detto mio, è la trasmissione di una mentalità, che è questa mentalità nostra, sana, che è una mentalità comunitaria. Io, fatto dire, fu in Tattari e mi hanno intervistato come studente universitario, che è una televisione. E non ho avuto così si può dare. Però essere egoista. A pensare, donzuna issu e a sostenere accanto, amici, parenti, senza fatela dire, questo durante la guerra ucraina mi sta arrivato l'invito a partecipare all'associazione per i cani e i gatti dell'Ucraina, ma secondo l'altro per perdere tempo con su cane e il suo gatto dell'Ucraina, no, deve pensare a traballare isso, posso famiglia sua, posso amico, posso parente, poi in un uomo che tiene problemi, ma non certamente per il cane dell'Ucraina, no, questa è una cosa. Invece siamo tutti globalista, vai questo perbenismo falso globalista è su chi sperdere la mentalità nostra, la comunità nostra, l'essenza nostra. Io ho visto a me da commenti a tutti quando io si strage in Gaza, in Tanzania, siamo tutti, certo, sono tutte cose che toccano sul cuore e tutto. Però su un sistema come tenanta di distrazione di massa, che a pago sul distruendo la cultura nostra, la società nostra, la lingua nostra. Quando andavo con su calzavaio io sono un debiziato, finché mi faccio salvare, sono vestito solo velluto, da sempre, da minoretto, mi sono regalato un velluto solo
Muzere mea mi impediu di mi sposare in Belluno, no? Sposate. E sono così, insomma, lo fai di un paesano di Lorenzo, di Andicuga, e la provincia tra di in un supermercato, siamo entrato e abbiamo vinto un supermercato 120 castas de colazione. 120. E poi, mamma mia. Io papà io volevo caffè latte con freghina di pane carasau, su chi sorbaia dalle sabie prima. E fu buono. Poi babbo me l'ha impedito, mi andava quando veniva a battere in bando, mi ne cassò, mi deve papare casu e lardo e pezzi, eccetera, sull'arte era un po' femmina, così che a poi sempre cose gas. Però, che in tubinti colazione è una cosa veramente incredibile. Fiocchi d'avena, fiocchi di mais, fiocchi di muesli, eccetera, eccetera. Poi chi le chiese in palasa, in sa confezione, sono tutto per studiare de prusu. Deve fare esattamente su che ha fatto fai babba Mimmi. Poi ti vai a fregare. Studia. Non è che devi studiare, poi ti vai a fregare. Poi conosci sul mondo. E se tu non conosci sul mondo, non puoi usare nessun macchinario. Ma anche più spaga ancora l'intelligenza artificiale. Poi ho scoperto un'altra cosa dal minore. Tutto su potere ti ha del regalo è una truffa. No, io quando babbo di Naiara, signor io ti vuoi fare un affare? No. Perché no? Perché se fosse un affare Naiara non l'avresti proposto a me. È vero. È vero, è proprio così. Tocca a tornare rischiesca in tutto il cenuro forte in vita fai questa minestra d'erbuzzu d'erbareste rischiesca come cruite on vai che non conosco l'erba ma dentro non conosco serba e si non poter fare minestra d'erbuzzu si avvelenano un montone di cose che potevano essere, per esempio, ho studiato attentamente questo bollino rosso per i salumi. Poi te bollino rosso per i salumi. Fai io su conto, che l'hamburger non è rosso, che è pastorizzato. È una cosa velenosa, ma c'è una osso, pummas, tutto è una cosa velenosissima. E poi è piena di additivi, con saporitori artificiali, eccetera, processata, velenosa, e questa non è tiene sul bollino verde, mentre sul prosciutto che Vazzateo pare che tiene sul bollino rosso. Cioè, fa Coca-Cola tiene sul bollino verde e su in rosso. Veramente ne sono piegando in giro die canto die. E noi rivolgimmo l'intelligenza artificiale che pedimmo cosa fa bene al mondo, il vino o la Coca-Cola? Coca-Cola di Narada. Che bisogna mangiare, würstel o prosciutto? Würstel. Cioè, bisogna andare a trovare antico, studiare, a ragionare con sa gente e non con suo telefonino. Quando andavo, con tu, è vero, dai Mauro Trudu. Ma a me, poi con isso. Dove una coppietta per 30 anni, sì. Ma anche un buon antanao, dotto tre freddo, tre. Ma vero, quando venivo da noi 20 anni, già fu barrante messaggiante, con famosa da me, e te messaggio. Questo è un messaggio, non avvocato allega. E sicché è un sistema che veramente non si deve s'anima, può si trasformare dai uomini a consumatore, dai gente a consumatore. Ecco, io in questo libretto, in questo libretto mio, ho cercato di, come parlava Antonio Marra, ho cercato di spiegare Sarraigina. E te Sarraigina. E su trigo nasce dai su semmene. E come andavo fazienda dell'Ollove, trigo più buono del pane più buono del suo trigo non esiste. Io dopo papà tu sei, fa segala e fai di schifo, grano saraceno, barro in bucca, tutto cosa mala. L'unica cosa onesta tu su
su pane trigo e si che tocca tornare a far comprendere alla gente che la lavorazione in mezzo hanno potuto me questo commentare mia babbo lardo e oso prosciutto bianco oppure un latte con pane fresa non con pane fresa no con friggina di pane fresa noi siamo una famiglia antica e non si vuole a nulla, si chiede solo in tre, sulla pea poi in tre, a modigao e Sabrina un po' su latte, non si podia affoliare. E ho fatto, quando ho fatto insomma spuntino in vita, e poi un fazente dello conosco si ettava su bratto solo su quelli fermini, poi si li contattato la zunghere. Questo de cittade, bettano su bratto, canto su bratto vuole contendere e de furia mi fa metade. Questa cosa non è per me, non perché di impressione del manco non mi cambia la vita, ma è una mentalità miserabile a defudiare questa grazia di Dio. Lo spreco. Rischiesca un donzomine in Italia, furia da 1 chilo di cose per fare sa die di media e ne va a metade. Sicché per fare un chilo di cosa, ne furia ad uno, ne comprano un e mezzo, poi ne fare un terzo. Dio sono nascono in un tempo che non esistia di immondezza. Noi non abbiamo ormai furia, manco su rummene. Insomma, questa cosa per fare su sacra, sulla panzaiata, su porco, ma non si pudia iada. Come invece è questa cultura del spreco, di qualunque spreco. Questa una femmina che ha avuto in domo, ma fuliau, bete prato e brutta, che la zappau battere me la fa manzata spago pago. Ah, però perché le buttate? Le ha buttate? No, perché c'erano 4 marce. No, primo punto non erano marce perché erano punte. E io le punte le mangio perché tolgo. A parte guasti, il resto no. E poi perché le buttate tutte? Tanto per quello che costa. Certo. E questo sul problema vero. Che non siamo preso, non diamo più importanza a nulla, non diamo più valore a questa cosa, solo prezzo. Siamo diventati un popolo di prezzo, ma non del valore. Ed io in questo libretto voglio imparare a nepote mio a pensare al suo valore e non al suo prezzo. Grazie a me. Vorrei parlare a Lorenzo Vacca. Una domanda, poi tornare sul libro. Il regalo dell'intelligenza artificiale, no? Batto la mandronia, no? Volevo dire cosa, aspetta, chattono, chat GPT, Gemini, ben che manda. Ma secondo me, poi nella misi tentoriano meno, non battono anche legge sul giornalismo. Tu sei partito sul 90 battono, già uno sguardo ha visto in neve, insomma. E come tutti i giornali prevalentemente online, giù cartaceo che è sparito. Giornale che prima veniva il Corriere della Sera Repubblica, 700.000 copie, come venne nel Ducentamizza. Ecco, le manco pure. E te va successo, poi la gente non mi schede in bruso e non legge più sul giornale. Innanzitutto, dunque, dopo cominciarono nel 78, abbiamo fatto di anno. E finché poco noto tutta storia del giornalismo, dal vecchio piombo, la bella impaginazione, che ha fatto Deo, eccetera, eccetera. Vivuto in scuola del giornalismo, cioè Forbezzo ti correggiamo un suo articolo, ti imparai, e soprattutto vivo su idea che su mere del suo giornale, fu su lettore, come invece su mere del suo giornale fa politica, a destra, a sinistra, comunque tutto partitoso. E fa gente è diventata, insomma, non è proprio importante a leggere una stupidaggine che minare ad uno che mi dice per spago e me. Come tutta la gente si istruisce e può leggere, può comprendere, si informa. Mentre internet, su social,
chi è veramente a bordo complicato, però se uno sta attento si informa meno più velocemente. Come faccio un conto? Quando io ho cominciato ho iniziato a essere giornalista, in Italia si vendivano 6 milioni e mezzo di copie di giornali. Come se ne vendono 1 milione. Il Corriere della Sera vendeva 600.000 copie e ne vendere 120.000. Repubblica 500.000 e ne vendere 70.000. Su Unione Sarda, che avevo direttore, vendeva 100.000, ne vendere 8.000. Io ho una pagina Facebook e faccio una media di 500.000 lettori al giorno, che è su chi va da Corriere della Sera e Repubblica parisi fra carta stampata e social. Ma poi te, come Facebook mi fa trovare ma motivo, sicuramente mi hanno occasione fra i 5 più che ha maggiori visualizzazioni. Poi fai pubblicità, e poi no, non devo fare pubblicità. E allora ma fa, no, non mi interessa. Basta, non concordo nulla, non concordo nulla perché, primo, campo di mio. Poi, se lo paghi spesoso, no, non mi dà frutti. Scusa il termine. E poi soprattutto non sarei credibile. Cioè uno deve scrivere, io mi diverto a scrivere, uno può contestare ciò che penso, ma può contestare ciò che penso in modo trasparente, non ciò che penso su commissione, che è diverso. Sicché sul giornalismo deve tornare a essere su chi vuole alle origini, c'è una consapevolezza libera, uno può essere contestato, uno ha un'opinione, un'altra, però non deve essere contestata mai sua lealtà, uno deve essere leale quando scrive. Tu puoi contestare l'idea, non sommine che l'ha descritta. Ecco, dobbiamo diventare tutto giornalista, dobbiamo scrivere tutto su chi pensiamo, dobbiamo fare una comunicazione veramente democratica, non pagata, gratuita, tornare, uno può porre un urto e scrivere su social, può fare su muratore e scrivere su social, ma non può più pensare di campare da essa informazione. L'informazione, se vogliamo diventare un'altra volta persona seria, deve essere gratuita, volontaria, comunitaria. Su carro da veramente rovinato sul mondo e sull'arte. Finale, dobbiamo pensare a finale serbidi, fino accanto serbidi. Come ha visto il record sul mondo, no? Come il Musk, 600 miliardi di... Ma che ne vai alla fine di 600 miliardi di dollari? Ma uno se ne va in manco di 100.000 euro da fare, non se ne vai. C'è una macchinetta di 100.000 euro, se una di 100.000, è se matessi cosa, è uguale. Ed io, secondo me, insomma, a parte di camera al ristorante, devo andare a verità, a me mi farà gusta, a bar di noi. Ma a chi è piace fare gusta? Andiamo. Devo fare che è la mia preferita, sta bene fare patata e latte secco. È buona, è fatto io, è buona. Stare così, tac, a bar di noi. Perché le saccone, La pazza non fa patata. È vero, ha ragione ne potete un meglio, preferzo sull'arba, sul prosciutto, buono prosciutto pure, ma l'arba quando è buono, è buono. Una delle cose più buone del mondo fu il sososo, il papà di noi, il papà è una cosa seria. Chi papà sa, non so, tartufo, e te l'ha un po' sto tartufo. E non è che a barra fa dodo su tartufo, giusto? Tutto cosa sa, quando si va a perdere sa gonca, fa 3 giorni, scusate, a po' brigare un cosa del giovane, fin sorgo, no?
pranzo di un agronomo consulente mio. Questa batterò su un segretario particolare, non particolare, se è politico vario. E me la sua generazione, la vostra generazione ha rovinato il mondo. No, però veramente per la mia generazione ti ha consentito di studiare, di vivere in una casa calda, di andare all'università. Io sono l'ultima generazione di quelli che ha munto pecore all'aperto con la grandine sulla schiena. E tu queste cose non le fai. Poi fa male, fa bene voi straccavo, non tenevo ganas di brigare. E mandavo sempre questa generazione, però guardate, però voi siete anche egoiste, non fate manco generazione. Scommetto che nessuno di voi ha figli, ma no. E una che è intelligente, mandavo, ma lo so come costano i figli? Bello però, se non ti facessi tutto questo silicone in labbra, culo, tette, ne faresti un paio di figli. Tu i soldi stai sprecando in cose che non servono. Invece ti facessi un paio di figli, potresti mantenere effettivamente, cioè se non ti facessi tutto il silicone e tutti questi trattamenti, manterresti un mucchio di figli. La verità è che noi dobbiamo narrare la verità, senza timere. Secondo due, secondo vosaltros, qual è la cosa più bella sul mondo? Una famiglia, amigos. Una cosa che non costa, a te non una famiglia, amigos, e parentes, e mezzo di qualunque altra cosa. Tra andare in crociera per 20 giorni, se andavo pure in crociera una volta, mi accanto è morto, 20 giorni, una cosa incredibile, Infatti i fiordi non pregesi, ti ho buttato nei cose. Questo fiordo quando non debbia nessuno lo abbia tutto. Ti hanno fiordassato, mamma mia. Tutto le provavo, ma insomma, basta. È fritto, un fritto a morrere. Uno abbia solo babba e rocca. No, mamma mia. E sicché invece si deve a Barrimbida e cada dia viene un amico fa cantina mi diverto a metà. Se ando a una festa, non so, intendo a una festa in Bidar de Burri o in Dedda Burri, mi diverto. Torno a via compagni, non ne conosco, no, e stesso, insomma, per divertimento per un anno che appo. E invece questa crociera dei fiori norvegesi costa sul Reinare tutto il tempo sperdio. In aree verdi o tempo sperdio. Fra di me un anno con la famiglia, andavo a Moena. Subito a Babbo andavo. Moena, dove è Moena? Moena, ma andavo, fra di me stintone dopo. E te batti questo Moena? E sto in un monte. Pa monte una barrina. Grazie. Prego.